Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di martedì 5 maggio. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera che si apre, come la maggior parte degli altri quotidiani, sulla riforma della legge elettorale. L'Italicum è legge, via libera definitivo ieri dalla Camera, 334 sì, 61 no, 4 astenuti, il voto a scrutinio segreto. Su richiesta di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Tutti i gruppi d'opposizione non hanno partecipato al voto, con l'eccezione di alcuni deputati rimasti per esprimere il proprio parere contrario. Per Bersani, ex segretario del PD, il dissenso è ampio. Un appello dei 5 Stelle, Mattarella non firmi l'Italicum. Brunetta, capogruppo di Forza Italia, dice vittoria di Pirro. La legge vale solo per la Camera dei Deputati ed entrerà in vigore nel luglio 2016. Data in cui si pensa che sia stata approvata la riforma costituzionale che prevede un Senato non più elettivo. Renzi vince la sfida, titola il Corriere della Sera in apertura, l'Italicum è legge. Retroscena di Francesco Verderami, quel solco nel PD destinato a crescere, la riforma costituzionale, il Senato non più elettivo, potrebbe decretare la nascita del Partito della Nazione. Sempre dal Corriere in prima pagina, Roma sceglie l'arbitrato, basta diplomazia sul caso dei Marò, dal dialogo al contenzioso. Fallita la via diplomatica, il governo procede con l'arbitrato internazionale sul caso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso 2 pescatori indiani durante una missione antipirateria nel 2012. Da quel che risulta al Corriere della Sera, scrive Danilo Taino in prima pagina, entro la metà di giugno l'Italia ritirerà la proposta che aveva fatto all'India per una soluzione diplomatica negoziata e comunicherà al governo indiano l'intenzione di procedere con un contenzioso per stabilire dove risiede la giurisdizione nella vicenda che coinvolge i 2 Marò, cioè dove andranno processati, in India, in Italia o in un paese terzo. A 3 anni di distanza. Sempre dalla prima pagina poi del Corriere, l'altra riforma, quella della scuola. La scuola italiana si ferma oggi per il primo sciopero unitario dopo 7 anni. Una mobilitazione per dire no alla riforma del governo Renzi. I sindacati scenderanno in piazza in 7 città, ma iniziative sono previste in tutta Italia. Indietro non si torna, assicura il Presidente del Consiglio. Il governo però pare pronto a qualche passo indietro, per esempio ridando potere agli organi collegiali e togliendone ai presidi, che non decideranno da soli il piano di offerta formativa triennale come era previsto nel testo di legge originario. E poi ancora in prima pagina sul Corriere della Sera, attacco al concorso con le vignette su Maometto negli Stati Uniti. Il terrorismo islamico torna a spaventare gli Stati Uniti, anche se la polizia ha ucciso i 2 assalitori prima che potessero compiere l'attacco a Garland nei pressi di Dallas in Texas, dove era in corso un evento con una mostra di vignette su Maometto. Uno dei 2 terroristi, Elton Simpson, cittadino americano di 30 anni dell'Arizona, era da 10 anni nel mirino dell'FBI. Il suo profilo è quello ormai consueto del jihadista fai da te. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera il commissario Sala dell'Expo, i biglietti e le cifre positive. Abbiamo venduto 11 milioni di biglietti, dice il commissario Expo Giuseppe Sala, intervistato dal Corriere della Sera. Il 40% dei 24 milioni che servono per il pareggio di bilancio. A proposito di numeri, 8.500 posti per i migranti, direttiva del Ministero dell'Interno, saranno distribuiti in tutte le province, escluse quelle siciliane. Dovranno essere garantiti subito non meno di 8.500 posti letto. Per quanto concerne invece i commenti, l'editoriale del Corriere della Sera è firmato da Massimo Franco sulla legge elettorale, poi lo leggiamo, un vero spartiacque politico. Sulla legge elettorale da segnalare anche il titolo del quotidiano comunista Il Manifesto, per pochi eletti, con la foto in prima pagina
di Alfano e della ministra Boschi. In un'aula semivuota la Camera approva a voto segreto la nuova legge elettorale. Crescita del dissenso nel PD, le minoranze del partito votano contro, le opposizioni se ne vanno. Ora tocca al Presidente della Repubblica ratificare il Porcellum bis. 2 i commenti in prima pagina sul Manifesto, quello di Gianni Ferrara, avremo il governo della minoranza, quello di Tommaso Nencioni su dove è cominciata la grande frana. L'approvazione della nuova legge elettorale introduce un elemento di profonda rottura nello spirito costituzionale del Paese. Anche sul Manifesto poi la scuola, oggi è sciopero generale contro Renzi, cortei e flash mob in tutto il Paese, sciopero generale della scuola contro la riforma Renzi-Giannini PD, scrive il Manifesto. Sciopero indetto dai sindacati più rappresentativi. Sarà la più grande manifestazione di protesta contro un governo dall'epoca Gelmini-Berlusconi. E sempre dalla prima pagina del Manifesto, gli ultimi arrivi, 6.000 persone fino a ieri sera, hanno fatto scattare l'allarme al Ministero degli Interni che con una circolare chiede ai prefetti di reperire nuove strutture dove ospitare migranti. Il ministro degli Esteri Gentiloni intanto telefona al commissario europeo per l'immigrazione, Avramopoulos, chiedendo passi concreti da parte dell'Europa per fronteggiare gli sbarchi. Ma c'è anche la questione pensioni in prima pagina sul Manifesto, consulta una voragine da 16 miliardi, il nodo aperto dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni sembra solo al debutto. Ieri al già complicato quadro si è aggiunta l'Unione Europea, che ha lanciato un monito all'Italia. Qualsiasi aggravio nel bilancio dovrà essere attentamente coperto. Intanto si calcola che il risarcimento potrebbe costare 16 miliardi. La CGIL chiede una patrimoniale per reperire le risorse, ma il ministro Poletti risponde con un secco no. Tornando invece brevemente al Corriere della Sera, la cronaca locale, Expo in tavola ma a caro prezzo, scrive il Corriere in cronaca di Milano, i costi eccessivi dei ristoranti all'Expo, 30 milioni di euro spesi in un weekend, 12 dei quali solo in bar e ristoranti, compresi quelli dell'Expo. È il primo effetto prodotto dall'Expo secondo la stima della Camera di Commercio di Monza e Brianza. E poi i trasporti, in 90.000 al giorno sulla linea Lilla della metropolitana, la maggioranza dei turisti diretti a Rho viaggia sulla Rossa, il passante è sottoutilizzato. I primi dati della nuova linea Lilla oltre le attese. Mentre il centrodestra in 2 piazze contro sindaco e Black Bloc, manifestazioni e fischi anche allo stadio Meazza. In piazza della Scala Matteo Salvini convoca i leghisti contro le violenze del 1° maggio. Fate fare a me, il ministro dell'Interno, e poi vediamo se c'è ordine. Centrodestra diviso, Forza Italia e Fratelli d'Italia si danno appuntamento in zona Corso Magenta. Poi le forze dell'ordine, le voci dai reparti, la sindrome della scuola Diaz, così ci obbligano a non reagire, dicono i poliziotti. Lo spray al peperoncino, al cui uso sono stati allenati ma che non era in dotazione, il giallo degli scudi di ultima generazione assegnati e poi tolti, gli interrogativi, la rabbia, la stanchezza dei reparti mobili della polizia e dei battaglioni dei carabinieri, indifesi contro i violenti, colpa della sindrome del G8 e della scuola Diaz. Poi sempre in cronaca milanese del Corriere, largo ai cinesi, addio UPIM dopo 88 anni, la storica sede UPIM di Piazzale Loreto cede il posto al colosso cinese low cost Aumai. Mentre Repubblica si occupa delle ipotesi tangenti per la Pedemontana, perquisita la sede della Pedemontana Lombarda, nel mirino della procura l'assegnazione a Strabag dell'appalto da 1 miliardo e 700 milioni per la Varese Lecco. Un'inchiesta per corruzione per ora a carico di ignoti. Interrogati l'amministratore delegato di Pedemontana Agnoloni e il presidente Lombardo. Per la gara sotto inchiesta già risarcita la cordata perdente. Anche l'autorità anticorruzione di Cantone ha chiesto chiarimenti sulla Pedemontana Lombarda. In cronaca milanese invece del Giornale, l'arcivescovo Scola nel quartiere Meticcio, un vocabolo caro all'arcivescovo Scola da sempre, un quartiere meticcio, così l'arcidiocesi definisce il quartiere popolare di Piazza Selinunte a Milano. Il cardinale Scola reciterà alle 21 il Rosario nel cortile. Oltre la metà della popolazione è di origine straniera, molto alta nelle case popolari la presenza di musulmani, dopo via Padova è la zona più multietnica di Milano.
Quando il lunedì mi faccio un giro al mercato di via Paravia, dice Don Giovanni Castiglioni, che opera nel quartiere, ho la sensazione di essere in una nazione straniera. Sento lingue da tutto il mondo, donne velate con tanti bambini o per mano o nelle carrozzine. Anche i venditori sono di origine straniera e spesso parlano arabo. Le ragazze, appena adolescenti, indossano il velo. Questo da un lato è molto bello, qui c'è il mondo intero, mi dico. Dall'altro lato mi preoccupa e mi pone tante domande, dice il prete del quartiere dove oggi arriva il cardinale. Mentre la Lega chiede di chiudere i centri sociali che coprono i violenti, i gruppi più radicali si muovono tra Ticinese, Giambellino, mozione del Carroccio a Palazzo Marino per sgomberarli. Il comune condanna a parole ma evita la politica della legalità. Centri sociali, cantiere Zam Lambretta, vicini al mondo degli studenti. Infine, sempre in tema di Expo e affini, 5.000 prostitute in più con la guida del sesso sicuro diffusa dal comune di Milano per il rischio AIDS. Il vademecum sarà in tutte le lingue. Mentre il Giorno si occupa di uno dei personaggi fermati per la marcia del May Day del 1 maggio, dalle banlieue di Parigi a Milano, in cella il leader dei cosiddetti neri, Black Bloc. Oggi il ministro Alfano e Pansa incontrano la polizia. Intanto dalla banlieue parigina alla marcia del 1 maggio a Milano, il tragitto di Raemi Hicham Errabia, 24enne franco-marocchino, una sfilza di precedenti, tra cui un'indagine per associazione a delinquere finalizzata alla preparazione di un attentato e la partecipazione ad adunate sediziose. Era leader allora, nei giorni delle proteste parigine, leader anche venerdì sulla piazza di Milano, sempre lui a guidare i casseurs. I 5 giovani antagonisti francesi, per cui il PM del Tribunale di Genova ha chiesto ieri pomeriggio la convalida dell'arresto, sono stati fermati sabato notte nel centro storico dopo aver danneggiato alcune auto in sosta. Avrebbero preso parte alla fase più dura dei disordini di venerdì a Milano, come testimoniano tute, bulloni, bombolette spray fumogeni e lo scontrino dell'autostrada nella tratta Milano-Genova che i poliziotti hanno trovato nell'appartamento dei 5. Lasciamo la cronaca locale per andare alla prima pagina di Repubblica. Anche qui domina la questione dell'Italicum, cresce la fronda del PD, ma c'è anche una lettera della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo sul perché la scienza non può rinunciare agli esperimenti sugli animali. La Stampa di Torino apre con l'Italicum che è legge e Mattarella firma, nessun dubbio al Colle, racconta Ugo Magri. Mattarella firmerà la legge elettorale già oggi a velocità supersonica, che tra l'altro non stupisce più di tanto. Mattarella, chi l'ha messo lì? Il presidente non vuole alimentare attese e non vede margini di problemi nella nuova legge elettorale. Il commento della Iena, Riccardo Barenghi: Mattarella firmerà l'Italicum perché non ha nient'altro da fare. E adesso serve l'abolizione del Senato, scrive la Stampa ancora in prima pagina. Se si dovesse tornare alle urne saremmo costretti a votare con 2 sistemi diversi, sottolinea la Stampa. Commenti: un testo imperfetto l'Italicum, ma non pericoloso, lo assicura il costituzionalista e presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo, tra l'altro padre di un collaboratore di Renzi. Per forza il testo è imperfetto ma non pericoloso. Le 3 strade di fronte al Premier invece è il titolo dell'altro commento firmato da Giovanni Orsina. Renzi è debole, può sembrare forte perché gli avversari sono debolissimi, ma ha una forza relativa. Nella terra dei ciechi beato chi ha un occhio. Poi scopriremo perché secondo Orsina Renzi è debole. Mentre sempre dalla prima pagina, Charlotte Francesca, una nascita principesca, una nascita in mare, titola la Stampa, la secondogenita di Kate e William in Inghilterra e la piccola partorita da una profuga, oggetto anche del buongiorno di Massimo Gramellini intitolato Bambine reali. Queste 2 creature appena venute al mondo sono una discreta radiografia della sperequazione sociale. Una si chiama Charlotte Elizabeth Diana, è nata da lombi principeschi in una clinica per miliardari, attesa e benedetta da milioni di connazionali, prima ancora di gattonare ha già una strada asfaltata davanti a sé. L'altra è stata chiamata Francesca Marina dai marinai che l'hanno aiutata a nascere in mezzo alle onde. La sua culla è un giaciglio di fortuna. La sua clinica è il barcone di disperati in cui la madre nigeriana ha cercato scampo da orrori indicibili.
Non erano milioni di connazionali ad attenderla e benedirla, anzi, di connazionali per lungo tempo Francesca Marina non ne avrà. In base alle nostre leggi diventerà italiana solo a 18 anni. La strada che le si apre davanti è un sentiero stretto, pieno di buche, che può finire in pianura o dentro un burrone. Depurato da ogni retorica, ma anche da ogni cinismo, scrive Gramellini in prima pagina sulla Stampa, questo contrasto spietato che la cronaca ci sbatte addosso rappresenta una sfida. La ricerca della felicità è un'impresa individuale, dall'esito incerto, dagli sviluppi imprevedibili. Il destino della nonna paterna che la principessa inglese porta nel nome è la prova di come la gioia di vivere non sempre coincida con la ricchezza. Invece la ricerca delle pari opportunità è il compito supremo della politica. Sarà interessante ritrovare queste due bambine fra 30 anni e scoprire se le differenze abissali che oggi le separano si saranno almeno ridotte. Attraverso il loro cammino potremo misurare quello dell'umanità, scrive Gramellini in prima pagina sulla Stampa, che si occupa anche della Germania e dello sciopero dei treni che sconvolge il paese. Il più massiccio sciopero delle ferrovie nella storia della Repubblica Federale Tedesca durerà 6 giorni fino al prossimo 10 maggio, un braccio di ferro mai visto prima tra la sigla sindacale dei macchinisti GDL e Deutsche Bahn, il gestore delle ferrovie, nell'ambito della trattativa su salari e orario di lavoro, scrive in prima pagina Francesco Sforza. Ma non è il giorno giusto per sorridere dell'inefficienza tedesca né per lasciarsi prendere dalla Schadenfreude, parola tedeschissima che indica la gioia sottile che si prova nei confronti delle sciagure altrui. Non lo è per due motivi. Il primo ha a che fare con l'impatto che i 6 giorni di sciopero avranno sulla popolazione. A fronte dei macchinisti che incrociano le braccia e del costo enorme per l'azienda ferroviaria, si sta assistendo alla messa in moto di una macchina organizzativa per limitare i danni. Deutsche Bahn ha allestito una home page speciale per aiutare i viaggiatori a studiare alternative nel caso il loro treno non parta o sia in ritardo. È stata creata una app per avvisare in tempo reale di treni annullati o ripristinati. Si ricorda che nel caso il treno prescelto partisse, il viaggio si rivelerà particolarmente confortevole perché le carrozze sono più libere del solito. Insomma, i tedeschi funzionano anche nel disastro, nello sciopero, scrive Sforza. Cesare Martinetti invece si occupa del 25 luglio del camerata Jean-Marie Le Pen. È il suo 25 luglio, il Gran Consiglio del Front National, presieduto dalla figlia Marine, ha sospeso dal partito il vecchio patriarca e duce della Francia fascista. Entro 3 mesi l'assemblea dei militanti voterà per togliere a Jean-Marie Le Pen la carica di presidente d'onore del partito. Lui se n'è uscito con un sorriso amaro. La politica è come la box, ha detto, si danno e si prendono, ma in questo match a lui non resta che un sussulto di ironia. Non è Freud che consigliava di uccidere il padre, ha detto Jean-Marie Le Pen. Siamo all'epilogo di una storia politica che è stata e tuttora è una storia familiare, quella della famiglia Le Pen, scrive Cesare Martinetti in prima pagina sulla Stampa. Marine gli mette il bavaglio, il triste tramonto di Le Pen, il patriarca sospeso dal Front National. Non potrà più parlare a nome del partito, pesa il passato quando vietava alle figlie i programmi TV sull'Olocausto. Ma andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Renzi Italicum, padrone d'Italia, è il titolo d'apertura. Diamoci da fare col referendum, l'esortazione nell'articolo di Marco Travaglio. Il mondo della scuola oggi scende in piazza per l'ennesima volta contro l'ennesima controriforma. L'altra sera 2 insegnanti di scuola media mi hanno fermato dopo un incontro a Bergamo, scrive Travaglio. Questa riforma dà ai presidi potere di vita o di morte. Glielo dica lei a Renzi. Si è mai chiesto che succede se il preside è un coglione o un mascalzone? Siccome la filosofia è sempre quella dell'uomo solo o sola al comando, la domanda si attaglia anche all'Italicum, approvato ieri dalla Camera, più o meno con gli stessi voti del suo padre naturale, il Porcellum. La legge Calderoli 10 anni fa passò a Montecitorio con 323 sì, quelli del centrodestra. La legge Boschi-Verdini ne ha raccolti 11 in più, quelli del centro-sinistra. E se il premier è un coglione o un mascalzone? Gli analfabeti che hanno scritto la legge, ultimo frutto bacato del Nazareno, non si sono neanche posti il problema, scrive Travaglio. Come tutti i politicanti da strapazzo,
non vedono al di là del proprio naso e non immaginano i danni che può provocare una norma, per sua natura generale e astratta, destinata a durare anni, in futuro, anche quando costoro, almeno si spera, non ci saranno più. Non resta che sperare nel presidente Mattarella, che non ha che da leggere la sentenza numero 1 2014 della sua Corte Costituzionale sul Porcellum, per rispedire alle Camere anche l'Italicum, che platealmente tradisce e disattende la sentenza della Corte di cui faceva parte lo stesso Mattarella. Altrimenti, se il Presidente firmerà senza leggere, come il predecessore Napolitano, detto la penna più veloce del West, e se anche la Corte Costituzionale si appecoronerà ai piedi del nuovo padrone d'Italia, bisognerà attivarsi con un referendum abrogativo. E non è detto che sia una disgrazia, scrive Travaglio. Anzi, dal comitato referendario potrebbe perfino sbocciare una nuova leadership di vera opposizione al renzismo arrembante. Sempre poi dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, una curiosità, inizia la sua collaborazione oggi Selvaggia Lucarelli, che lascia Libero per il Fatto Quotidiano e si occupa della Berluschina del nuovo che indietreggia, Silvia Sardone, l'erede al trono di Arcore. Ma andiamo appunto a Libero, come farsi restituire i soldi delle pensioni, è l'argomento d'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. L'INPS non pagherà in automatico, la Corte Costituzionale ha sbloccato la rivalutazione delle pensioni, ma per ottenere il maltolto si dovrà prima presentare un'istanza e poi un ricorso. Intanto Palazzo Chigi studia un decreto per rimborsare la metà di quanto dovuto, secondo criteri di povertà. Le pensioni più povere cerchiamo di rimborsarle a rate, le altre si vedrà, ma poi vediamo meglio con che criteri, almeno a quanto pare, perché non c'è una decisione ancora precisa. Mentre sempre da Libero, in prima pagina, il governo ci affibbia altri 9.000 immigrati, scrive Francesco Borgonovo, sbarchi senza sosta, non è cambiato nulla. Sul Sacco di Milano del 1 maggio Mario Giordano, l'ultimo sfregio dei delinquenti, le maschere che sono per lo smog, hanno detto al giudice. E Alfano dà ragione al Libero, via i cortei dalle città. L'articolo di fondo di Libero è del direttore Maurizio Belpietro. Da Monti a Renzi gli italiani pagano i conti sballati dei salvatori della patria. L'indicizzazione delle pensioni voluta da Monti e dai suoi prof ora ci costa 13 miliardi e quando ci toccherà saldare le allegre spese di Giamburrasca Renzi saranno guai, scrive Belpietro. La decontribuzione per i nuovi assunti peserà per almeno 5 miliardi, ma di fronte ai numeri ballerini della finanza pubblica nessuno fiata. E sulla questione pensioni Libero ospita anche una conversazione con Alberto Brambilla, ex sottosegretario leghista al Ministero del Welfare, docente all'Università Cattolica di Milano, che lancia la giornata della previdenza. La legge Fornero, un errore da professori. E ora occhio al balzello Letta, contenuto in una delle norme del governo Letta. Poi vedremo meglio. E sempre dalla prima pagina di Libero, intanto la rubrica, l'appunto di Filippo Facci, intitolato Green Bloc. Non è che ci sono 20 black bloc incazzati, magari tedeschi, e tutto il resto è solo schiuma orecchiante, tipo quel Mattia che è diventato un archetipo, ma che basta rampognare perché non lo faccia più. Non possiamo passare dal codice penale al consultorio familiare, dall'ordine pubblico alla pedagogia. La massa nevralgica sta nel mezzo. Ieri sul Corriere della Sera online c'era un'intervista a tale Francesca, attivista, che si era già fatta notare nelle foto degli incidenti di Bologna, sempre in prima fila a scalciare e irridere i poliziotti dopo avergli spruzzato acqua in faccia. Questa ragazzetta del centro sociale Hobo, che indossa sempre lo stesso maglione verde e giustamente un anello al naso, racconta che il 1 maggio era anche a Milano e che, vabbè, quelli che hanno devastato la città, dice Francesca, hanno espresso un momento di rabbia e di conflittualità. Non si può pretendere di avere delle azioni come quelle che ci costringono a una vita di merda e poi di non averne le conseguenze. C'è stata una parte che ha espresso un dissenso in modi e pratiche che possiamo dire magari, secondo alcuni, non condivisibili, ma tu avresti fatto lo stesso, le chiedono, e lei, sì, comprendo quello che hanno fatto loro. Siamo tutti figli di papà, come quelli sono teppisti, siamo tutti teppisti.
Ecco, commenta e conclude Filippo Facci, è su questi soggetti che bisogna lavorare, perché si nutrono dei segnali che ricevono. È facile far vergognare un pirla che dice cazzate, più difficile è far vergognare una poveraccia che pensa di parlare sul serio. Da Libero al Giornale, Renzi, la legge sono io, il PD si fa la riforma elettorale da solo in un'aula deserta, ma perde pezzi. Crescono i dissidenti, titola Il Giornale. Sotto la testata lo slogan 40 anni contro il coro, 40 anni compie il Giornale. E adesso i Black Bloc piangono come agnellini, scrive Luca Fazzo in prima pagina. Antagonisti dalla balla pronta o Black Bloc a loro insaputa? Chissà. Sta di fatto che l'elenco delle giustificazioni accampate dagli estremisti fermati nei giorni scorsi a Milano, prima, durante l'ondata di violenza del 1 maggio, fa impallidire le scuse snocciolate da John Belushi nei Blues Brothers. Eppure in questi giorni gli antagonisti italiani e stranieri, incappati nei fermi, hanno trovato spesso giudici disposti a credergli. Ma poiché c'è un limite a tutto, ieri a San Vittore il GIP Donatella Banci Buonamici, di fronte ai 5 ultra catturati in flagranza e alla sequela di spiegazioni sul crinale dell'assurdo, ha deciso di tenerli tutti in cella. Vi ricordate la prima lezione di guida? E il primo weekend con gli amici? E la prima revisione? E la prima volta che vi ha lasciato a piedi? Sveglia! È un rottame! Rottamatelo! Attenzione! Maggio è l'ultimo mese per rottamare. Su tutta la gamma Lancia e Fiat hai 2.000 euro di incentivo. E in più con formula super rottamazione Y è tua a 8.500 euro con 5 porte e clima. Offerta valida fino al 31 maggio, salvo approvazione FCA Bank. TAN 595 TAG 906. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica. Rottamate, gente! Rottamate! Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Anche il Giornale mette in prima pagina le 2 neonate, destini incrociati. Il pezzo è di Tony Damascelli, Charlotte e Francesca Marina, 2 principesse per un giorno. Nascite delle ultime ore. Radio Londra comunica che l'illustre neonata si chiama Charlotte Elizabeth Diana. Al largo di Pozzallo, a bordo del pattugliatore Bettica, è stata data notizia del lieto evento. È nata Francesca Marina. Entrambe le pupe godono di ottima salute. Destini incrociati, scrive anche il Giornale. L'articolo di fondo del Giornale è di Vittorio Feltri, gli adoratori di Renzi, quando gli danno retta anche quando dice bischerate. A fondo pagina invece c'è la lettera di una mamma giornalista, oggi sciopero contro la riforma della scuola. Mio figlio alunno è vittima di questa scuola pubblica. Caro direttore, scrive Maddalena Camera, ti scrivo raccogliendo la protesta da sempre silenziosa di tutti quei genitori non sempre ultra benestanti che hanno dovuto, e sottolineo dovuto, scegliere anche con sacrifici la scuola privata. Io ad esempio non ho avuto scampo, la mia personale esperienza da genitore nella scuola pubblica, un quinquennio di primaria, è stata devastante. I fatti. Per 2 anni, prima e seconda elementare, la classe di mio figlio, via Spiga a Milano, non ha avuto una maestra di riferimento. In compenso si sono alternate una 50ina di insegnanti più o meno giovani, con nessuna attitudine all'insegnamento, che non sapendo cosa fare nella vita, erano nelle liste del Ministero della Pubblica Istruzione, dove vengono pescati gli insegnanti supplenti che hanno punteggio grazie alla laurea. Un sistema demenziale, ma che, mi hanno spiegato, serve a garantire equità di trattamento agli insegnanti, che ha perfino permesso a una maestra laureata con problemi però di instabilità mentale di entrare nella classe di mio figlio. Sia ben chiaro che a quel punto noi genitori abbiamo tentato di tutto, incontri a pioggia con la preside, perfino col provveditore. Una perdita di tempo solo per avere un insegnante. Missione che si è dimostrata impossibile, nonostante gli 800.000 insegnanti dipendenti del Ministero. Di chi la colpa di tale disastro? La colpa è del sistema, scrive la mamma giornalista, cioè di una serie di regole accumulate negli anni, che però purtroppo si sono trasformate in assurdi privilegi, regole che potrebbero essere superate solo conferendo ai presidi quei poteri che sono al centro dello sciopero odierno del settore. La protesta è mossa da un sindacato arcaico, contrario a cambiamenti che possano incentivare i docenti capaci, quelli che io non ho conosciuto,
ghettizzando gli incapaci e rendendo più efficienti i pelandroni, di cui invece ho buona memoria. Dare più poteri ai presidi, scrive Maddalena Camera in prima pagina sul Giornale, è l'unico provvedimento che si può prendere in tempi brevi per evitare la penosa deriva di inefficienza certificata da più di uno studio europeo della scuola italiana. Solo così il preside riuscirebbe a tenere la scuola alla larga dall'insegnante assenteista e impreparato, evitando le proteste dei genitori. Ovvio che qualcuno sarebbe super gettonato e altri resterebbero a casa, con grande vantaggio degli utenti finali, gli studenti. A cosa serve avere un insegnante che twitta o manda SMS per tutto il tempo delle lezioni e non può essere allontanato? O che in orario scolastico frequenta corsi di specializzazione? Come si fa a nominare di ruolo a Milano un insegnante di Trapani che si mette in malattia a raffica? Eppure si fa, il sistema lo permette. Si dirà che la scuola privata è accessibile solo a chi ha disponibilità economica. Non è vero, basterebbe permettere di scaricare dalle tasse la retta per intero e dare sovvenzioni a chi ha reddito incapiente, chiudendo le scuole dove nessuno si vuole iscrivere, col doppio risultato di mettere in vera competizione scuola pubblica e privata, perché anche quest'ultima non è perfetta e può migliorare. Se i cambiamenti non ci saranno, il risultato è scontato: i super ricchi andranno all'estero, i figli di chi ha un reddito medio ma paga le tasse saranno condannati a un apprendimento non più al passo coi tempi. Un paese in declino non potrà più garantire agli insegnanti i loro amati assurdi privilegi, scrive in prima pagina sul Giornale la mamma giornalista Maddalena Camera. Vediamo però anche la prima pagina di Italia Oggi, dove c'è l'articolo di Domenico Cacopardo su quanto accaduto venerdì a Milano e sui motivi per cui è accaduto, sulle questioni di fondo, diciamo così. La polizia non può più prevenire, non possono essere espulsi neanche 3 tedeschi presi con le armi. Di fatto legge e magistratura, scrive Cacopardo, impediscono perquisizioni nei covi la sera prima degli attacchi. C'è una sola ottica con la quale si deve osservare quanto accaduto il 1° maggio a Milano, la cosiddetta capitale morale. È l'ottica di Mario Rossi, cittadino comune e esemplare, contribuente fedele, studente, impiegato, professionista, commerciante e pensionato. Mario Rossi ha visto attenuarsi, eufemismo che significa crollare, le tutele di cui disponeva. Nella pratica poliziesca e giudiziaria, una serie di reati di quotidiana constatazione sono stati abbandonati. Poi una sconsiderata legge ha depenalizzato oltre 100 reati, come dire, normali, nel senso che ne accadono a migliaia ogni giorno. Infine, a Milano, dopo Napoli, Genova e Roma, la diserzione dello Stato di fronte al compito di tutelare i suoi cittadini secondo Costituzione e Codice Penale. Cosa possono rispondere Alfano e il capo della polizia, che giusto il primo mattina dichiarava che la situazione era sotto controllo, al signor Rossi, la signora di via Carducci che ha visto il suo piccolo negozio di pasticceria devastato e incendiato il furgoncino, colpito nella sua persona, anche indirettamente, poiché lo spettacolo offerto dai disadattati convenuti a Milano da tutta Europa lo ha direttamente e indirettamente leso. Cosa possono rispondere Alfano e il capo della polizia? Che era tutto previsto e sotto controllo e magari che era il caso di vantarsi. Ammo evitato un morto, come affermò l'esimio e napoletanissimo come il capo della polizia, questore di Roma dopo l'invasione dei tifosi del Feyenoord. Diciamolo subito, continua Domenico Cacopardo su Italia Oggi, a Milano c'è stata una palese reiterazione della tecnica messa in atto a Genova. Tutelare una zona off limits o rossa mediante un cordone impenetrabile di forze dell'ordine e abbandonare il resto della città nelle mani degli schizzati, degli stupidi nichilisti che producono ferite a se stessi e consensi ai loro nemici. Ma la polizia e i carabinieri non debbono tutelare l'ordine pubblico? Non hanno il dovere di impedire danni morali, patrimoniali e fisici nei confronti di cittadini inermi ai quali è vietato armarsi e difendersi? Non hanno il dovere di intervenire in via preventiva nei centri sociali con perquisizioni per cercare armi proprie e improprie? Non avevano il dovere, la notte prima dell'inaugurazione dell'Expo, di irrompere nei ben noti centri degli antagonisti di Milano
per disturbare il sonno, le fumate, le sniffate, le bevute di tutta questa gente che si è già bevuta il cervello, per privarli delle mazze di cui disponevano e di tutto l'armamentario del piccolo terrorista? Non avevano il dovere di arrivare nella notte o al mattino presto nelle sedi dei sedicenti centri sociali d'Italia e fare la stessa cosa? Certo che ce l'avevano questo dovere. Non l'hanno fatto, scrive Cacopardo. C'è una sola spiegazione di fronte a questa diserzione nei confronti dei propri doveri. La si trova nella riforma del codice di procedura penale introdotta col decreto legislativo 22 settembre 1988 numero 447. Ricordiamo alcuni articoli significativi. Il 330. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse. Il 347. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero e comunica, quando è possibile, generalità, domicilio e quant'altro valga all'identificazione della persona. Quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Questo significa, commenta Cacopardo, un rapporto di dipendenza permanente e funzionale, anche prima della notizia criminis, della polizia giudiziaria nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero, sempre più proiettato verso l'investigazione come stratega delle indagini. Come abbiamo visto ovunque nel paese, da ultimo a Milano, dove 3 tedeschi espulsi dall'Italia in quanto identificati in un centro abusivamente occupato, reato di per sé l'occupazione, hanno beneficiato di una revoca dell'espulsione decisa dal giudice civile su loro ricorso. Come abbiamo visto dunque ovunque nel paese, e da ultimo a Milano, la tendenza degli uffici giudiziari è quella di non autorizzare una puntuale, specifica prevenzione delle attività degli antagonisti mediante perquisizioni, intercettazioni, controllo di SMS e email, in modo da conoscere per tempo le intenzioni illegali di questa gente e di intervenire per evitare il manifestarsi di attacchi alla popolazione inerme. È questo che impedirebbe un'efficace azione della polizia e dei carabinieri, circoscrivendo il loro campo d'azione in una difesa passiva che, nella pratica, è una vera e propria autorizzazione al danneggiamento di cose e di persone. Se questa è la dura realtà, essa merita una riflessione del governo, non dell'esangue ministro della giustizia. Torna alla mente l'impressionante osservazione del fondatore del Censis, De Rita, che sostiene che in Italia c'è una tripolarità del potere: i professionisti del contrasto alla corruzione, i professionisti della comunicazione di massa, luogo di rimbombo delle campagne di moralizzazione e di intossicazione dell'opinione pubblica, i professionisti del potere locale. Il resto non conta, viaggia sulla deriva delle correnti mosse dai 3 poteri. E riflettere sui danni prodotti anche dal 1° maggio milanese è necessario ed ha una chiave di interpretazione della crisi nazionale. Modificare il sistema imponendo di operare per Mario Rossi è dovere del governo se vuole che l'Italia cominci a respirare l'ossigeno di una relativa serenità. Ma vediamo anche il primo piano del quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. Oltre all'Italicum c'è l'intervista alla ministra della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini. Uno sciopero politico, dice la ministra, sulla scuola solo strategia elettorale. Usano la scuola per fare politica. Basta con i vecchi privilegi, ai sindacati non interessano i contenuti della riforma e non capisco questo scetticismo, visto che ora sono stati assegnati 7 miliardi di euro alla scuola. Ma lasciamo anche il quotidiano nazionale, andiamo alla prima pagina del Foglio. In taglio alto c'è l'articolo di Giuliano Ferrara sull'Expo e dintorni, le responsabilità della sinistra milanese nell'istupidimento baldanzoso e provocatorio di alcuni suoi figli sciocchi. Provo simpatia e perfino invidia, scrive Ferrara, per la brava gente che dopo le devastazioni di Milano ha sfilato, ha creduto, ha ripulito. Non vedo grettezza o filisteismo nell'irritarsi e reagire di fronte a un oltraggio al decoro di un ambiente di comunità, di una città. Li lodo e trovo che nessuna persona accorta
Potrebbe non farlo. La novità dei fanciulli e delle fanciulle condotti per mano a lavorare di spugna contro i graffitari e a chiedere conto dell'azione delirante e vaga dei casseur è generosa e importante, almeno sotto il profilo educativo. Forse erano i più piccoli, per una volta, che stavano all'avanguardia. Detto questo, va aggiunto che, da come si è messa retoricamente tutta la faccenda, si è sentito il profumo del falso e l'untuoso dell'ipocrisia, non nell'atto, ma nella sua comunicazione. Comizi di piazza, discorsi pensosi, articoli di giornale, titoli. A qualcuno doveva pur venire in mente che c'è qualche ritardo comunitario nel prendere atto della stupidità della protesta violenta, becera, della psicologia del boicottaggio contro la vita civile, contro gli idoli, come una fiera internazionale che parla di agricoltura e nutrizione, o una linea ad alta velocità che buca le montagne, così come avvenne per una riunione a Genova dei governi di Occidente. Qualcuno doveva pur fare la semplice pensata: oddio, la sinistra di combattimento, quella ispirata dai grandi ideali che travolgono la gioventù con le belle parole dell'indignazione, quella sinistra che governa la città di Milano, le sue università, le sue librerie, i suoi talk show, le sue idee, la sua sensibilità, la sinistra che ci vetta da anni con i centri sociali, che non riesce a proteggere nemmeno la brigata ebraica il 25 aprile, ecco, forse qualche responsabilità nell'istupidimento provocatorio e baldanzoso di alcuni suoi figli ce l'ha. O vogliamo credere alla favola che si tratta solo di famigerati anonimi black bloc, agenti del male nelle Gotham City dell'opulenza e della crisi, forse manovrati da qualche vicequestore in vena di strategia della tensione? Si può chiedere la botte piena di compassione per i muri di Milano quando si abbia la moglie ubriaca e magari anche i figli? Se 300 persone, o 30, o 3 si fossero presentate a delirare con mazze, maschere antigas, bombe e altra mercanzia per le vie di Milano, sarebbero state arrestate e disperse in un baleno. Ma qui c'è dell'altro, conclude Giuliano Ferrara, c'è del marcio in questa felice Danimarca. Se i 300 giovani e forti potevano godere della protezione degli anti-expo, degli scrittori che amano la parola boicottaggio, dei 1000 e 1000 codardi che non hanno mai speso una lira di tempo ed energia per ristabilire l'autorità dei fatti. Quanti di questi erano lì con la spugna a recitare la parte dei finti tonti? Dietro tanta decenza e tanto decoro mi è sembrato di scorgere la riluttanza ad ammettere che la sinistra milanese, a forza di bastonare il cane del nemico, ha inscenato nel tempo, e non solo a Milano, tante commedie indecenti e indecorose. Poi ci sono 3 articoli in prima pagina sul Foglio di oggi dedicati alla questione islamica e a quanto accaduto negli Stati Uniti, in Texas. Piombo sul Charlie Hebdo del Texas, è il titolo del pezzo di Mattia Ferraresi. È il primo tentativo violento di imporre la Sharia in America, dice un organizzatore dell'evento. Non puoi disegnarmi, grida Maometto, brandendo una scimitarra in faccia al disegnatore che lo sta dipingendo, del quale si vedono solo le mani, intente a completare l'opera. È proprio per questo che ti disegno, è la risposta beffarda del vignettista. Per questa vignetta Bosch Faustin è stato premiato domenica sera in un concorso intitolato First Annual Muhammad Art Exhibit and Contest a Garland, sobborgo di Dallas. Dopo la cerimonia di premiazione, 2 uomini armati di fucili d'assalto sono scesi da un'auto parcheggiata di fronte al Curtis Caldwell Center, il centro congressi dove si svolgeva l'evento, e hanno sparato su una delle guardie alle porte, ferendola a una gamba. La polizia ha risposto uccidendo i 2 attentatori. Uno è stato identificato come Elliot Simpson, 30enne di Phoenix, che alcuni anni fa ha tentato di unirsi alle brigate jihadiste di Al-Shabaab in Somalia. Le autorità non riuscirono a provare le sue connessioni alla rete del terrorismo internazionale. Fu condannato a 3 anni di libertà vigilata per aver mentito agli inquirenti. Il secondo attentatore è stato identificato come Nadir Zoofi, era compagno di stanza di Simpson. A Garland ha tentato di mettere a tacere i vignettisti che dipingono Maometto secondo uno schema tragicamente noto in Europa, da Copenaghen alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi. Ma senza successo, sono venuti per ucciderci, sono morti. Giustizia, ha scritto il vincitore del concorso.
Garland non è un sobborgo scelto a caso, è lì che dopo la strage di Parigi si è tenuta una delle più grandi manifestazioni contro le raffigurazioni che offendono l'Islam. Per questo l'attivista Pamela Geller, cofondatrice dell'American Freedom Defense Initiative, ha deciso di organizzare una manifestazione ispirata all'iniziativa lanciata anni fa dalla vignettista di Seattle Molly Norris, il Draw Mohammed Day, cioè il giorno in cui si dipinge Maometto. Da allora Norris si è inabissata in un programma di protezione della polizia. Di lei non si hanno più notizie. Geller aveva invitato per l'occasione Geert Wilders, politico olandese critico dell'Islam, su cui pendono fatue e minacce a non finire, che nel discorso per la consegna del premio ha spiegato che abbiamo fatto una mostra con le vignette di Maometto per mostrare ai musulmani che l'Islam non può dettare legge. Samuel Huntington aveva torto, ha detto Wilders, perché questo non è uno scontro di civiltà, ma fra la civiltà e la barbarie. Dopo l'attacco ha scritto su Twitter: mai arrendersi al terrorismo. L'attivista conservatrice stava tessendo l'elogio dei coraggiosi vignettisti che avevano partecipato all'evento quando gli agenti l'hanno informata dell'attacco e portata al sicuro. È una guerra, la guerra è qui, non a Parigi o Copenaghen, qui in Texas, ha detto ieri mentre i media americani tiravano fuori i vecchi ritratti che la dipingono come una fanatica settaria, la personificazione dell'islamofobia. Robert Spencer, che assieme a Geller ha fondato la American Freedom Defense Initiative, spiega al Foglio che questa è la prima volta che vediamo un tentativo violento di imporre la Sharia sul suolo americano, mentre nel corso degli anni gli attacchi o i complotti sventati di terroristi islamici in America erano tendenzialmente risposte alla presenza bellica in Afghanistan e Iraq. Spencer aggiunge che non sarà l'ultima, specialmente se consideriamo la volontà dei media mainstream di arrendersi alle intimidazioni e alle richieste degli assassini. Barack Obama ieri non ha immediatamente parlato dell'accaduto e dubito che dirà qualcosa, dice Spencer. Dovrebbe dire qualcosa in difesa della libertà di parola, quasi certamente non lo farà. È pur sempre l'uomo che ha detto: il futuro non deve appartenere a quelli che offendono il profeta dell'Islam. Così disse Barack Obama. Gli organizzatori della manifestazione avevano speso $10.000 per la sicurezza, ma la fonte dello sconcerto è che almeno uno dei due attentatori era nelle liste dell'FBI. Una falla nel sistema che sembra parte di un più generale abbassamento delle difese contro il terrorismo in America. Le iniziative antiterrorismo sono state sabotate dalla linea ufficiale, che consiste nel negare le radici ideologiche del conflitto. Non puoi sconfiggere un nemico che hai deciso di non riconoscere, conclude Spencer. Il secondo articolo è quello di Giulio Meotti dal premio Penn all'università. L'ostracismo contro quei farabutti alla Charlie Hebdo. L'onda di Charlie Hebdo arriva in America, dove il settimanale francese non aveva venduto che 300 copie e tutti i quotidiani statunitensi si erano rifiutati di ripubblicare i disegni di Charlie Hebdo. Mentre in Texas un comando islamista ha cercato di colpire un concorso di vignette su Maometto, al Penn Club di New York sta crescendo il boicottaggio letterario alla serata di premiazione della rivista che ha dato il premio a Charlie Hebdo. Terzo articolo, quello di Daniele Raineri. Cosa voleva dire il jihadista del Texas nell'ultimo tweet prima dell'attacco? Secondo una ricostruzione dell'FBI, domenica un uomo dell'Arizona ha scritto quest'ultimo messaggio pubblico su Twitter prima di tentare un attacco assieme a un complice contro la mostra di raffigurazioni del profeta Maometto. The bro with me and myself have given bayah to Amirul Muhnem. In sostanza, vale la pena di fare la parafrasi di questo gergo, mezzo inglese, mezzo arabo, per capire un po' di più cosa c'è nella testa dei volontari islamisti del jihad. The bro and myself, il fratello e io. Nel jihad sono tutti fratelli, apparentati dalla guerra comune, e il vincolo travalica confini e spazi. I fratelli a Mosul festeggiano se un brother, un bro, ha colpito in America. Have given bayah, questa è più impegnativa. Abbiamo pronunciato la bayah, che è il giuramento vincolante di fedeltà al comandante di un gruppo jihadista. Sembra formalità, invece questi voti jihadisti sono presi sul serio, con conseguenze durature. Il giornalista siriano Hassan Hassan racconta di quando negli anni 90, all'Università di Damasco, un conoscente gli rivelò di essere un mubayyi, uno che aveva fatto il giuramento segreto di fedeltà in attesa del ritorno nella storia di un califfo. Insomma,
da prendere sul serio. Dove sono finiti gli scrittori? Quasi tutti in una zona confortevole. E invece il pezzo di Annalena Benini a pagina 2 sul silenzio colpevole su quel che resta di Charlie Hebdo. Cambiando argomento, c'è da segnalare ancora sul Foglio di oggi a pagina 2 ancora l'articolo di Guido Vitiello su un libro a più voci contro il partito dei magistrati, un ventennio di giustizia italiana demolito da autorevoli giuristi. Il libro si chiama Processo e legge penale nella Seconda Repubblica, pubblicato da Carocci. E ancora, in pagina 2, dalla Germania nuovi dubbi non solo teologici su Papa Francesco, un'invettiva e un'inchiesta. Kampf um Rom, la battaglia per Roma, titola l'autorevole rivista tedesca Cicero, sbattendo in prima pagina il volto del Papa, non in una delle sue espressioni gioiose. Una battaglia tutta interna ai saloni curiali, dove si fatica a orientare la bussola lungo le direttrici impostate dal Papa. Un chiarimento è subito necessario. Nessuno in Germania vorrebbe rivedere sul soglio Benedetto XVI, però dietro l'entusiasmo di facciata sono in tanti a mostrare perplessità sul corso di Francesco. Chiudiamo dal Foglio con le giuste domande sull'immigrazione, terzo degli editoriali a pagina 3. L'Unione Europea si affretta a smentire l'interesse per il modello australiano dei respingimenti. Peccato, scrive il Foglio. Tony Abbott, primo ministro australiano del Partito Liberale, ha fatto sapere ieri che ci sono stati contatti su un piano ufficiale tra australiani e funzionari europei a proposito delle scelte australiane sull'immigrazione. Se confermata si tratterebbe di una piccola buona notizia. La settimana scorsa l'ex generale Jim Molan ha illustrato sul Foglio alcune delle politiche australiane. Ideatore dell'operazione Confini Sovrani del governo conservatore che è in carica dal 2013, Molan ha sostenuto che respingere i barconi che tentano di arrivare illegalmente in Australia si è rivelato efficace e umanitario. Efficace perché l'Australia continua ad accogliere rifugiati che fuggono da guerre e regimi dispotici. Pro capite ne ospita più dell'Italia e più della Germania. Ma non accetta che ci sia qualcuno che salta la fila. Come dice Molan, l'Australia preferisce condurre la sua politica di accoglienza invece che farsela dettare dai trafficanti di uomini. Respingere i barconi ha funzionato, dicono i numeri. Se nel 2013 col governo laburista gli arrivi illegali in Australia erano stati 23.000, nell'anno successivo gli sbarchi non hanno raggiunto i 200. Molan ha rivendicato il carattere umanitario di questa politica, da una parte perché grazie a accordi con gli stati confinanti l'Australia fa di tutto per rispettare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, dall'altra perché l'effetto deterrente c'è. I viaggi della speranza sono diminuiti, i morti in mare sono stati azzerati. L'Australia è paese di immigrazione per eccellenza. Il 26 gennaio di ogni anno celebra l'Australia Day, ricordando l'arrivo dei coloni britannici nel 788. Le scelte del governo conservatore di Canberra saranno opinabili, commenta il Foglio, ma un dibattito sull'immigrazione fondato su numeri e pragmatismo è quello che servirebbe all'Italia e all'Europa. Purtroppo ieri pomeriggio Bruxelles ha fatto sapere che la Commissione europea è fortemente contraria ai respingimenti e perciò il modello australiano non sarà mai il nostro, ha fatto sapere la Commissione europea. Peccato, commenta il Foglio, dal quale segnaliamo anche la pagina 1 dell'inserto, un estratto del libro di Giulio Meotti, Muoia Israele, la brava gente che odia gli ebrei, edito da Rubettino, 12 euro, con prefazione del filosofo britannico Roger Scruton, in uscita domani. La grande abiura di Israele. Per Israele si battevano tutti, da Bobbio a Montale, mentre la vedova De Gasperi raccoglieva sangue. Poi negli anni '80 giornali e intellettuali abbandonarono gli ebrei. Un libro di Meotti racconta. Sciascia, Gassman, Fellini. Ancora negli anni '70 i migliori letterati e artisti italiani firmavano appelli a difesa dello Stato ebraico. Contro il popolo ebraico riecheggiano oggi sinistre le frasi della propaganda nazista di 70 anni fa. Per 8 giorni, su ordine della CGIL, non partirono voli di linea per Tel Aviv dai nostri aeroporti. Fu il primo caso di boicottaggio. Su Repubblica, Scalfari scrisse che si era verificata una mutazione del carattere del popolo ebraico, la vittima che diventa
aguzzino. Sono alcune delle considerazioni del libro di Giulio Meotti, Muoia Israele, la brava gente che odia gli ebrei, che è in uscita domani. Ma vediamo anche Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Ancora sbarchi, ora 9.000 posti letto, chiede il Ministero dell'Interno, quasi 1.000 i minori, scrive Avvenire, molti i neonati, una bimba nata sul pattugliatore. Non possiedono nulla, abbiamo distribuito vestiti, latte e scarpe, circa 7.000 le persone giunte sulle coste italiane. Oggi gli arrivi avvengono a ondate massicce quasi in contemporanea. Le vittime sono passate da 96 a 1.700. Ogni provincia d'Italia, dice il Ministero dell'Interno, ne accolga 100 arrivi senza sosta dal fine settimana fra Calabria e Sicilia. E la Chiesa apre le porte, titola ancora Avvenire. Migrantes, la Commissione Migrantes della Caritas, dice i minori vadano nelle famiglie. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam, Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam, da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio, Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Hey gringo! Vinicio ti aspetta nel saloon di Radio Padania Libera tutte le domeniche sera e in replica il mercoledì sera. Country Club con Vinicio. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860. 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Fino a domani masse d'aria umida da sud-ovest raggiungono la regione padano-alpina. Oggi variabile con qualche schiarita in mattinata sulla fascia della Valtellina e sulla Lombardia nord-ovest. Poi passaggi nuvolosi estesi, a sera nuovamente coperto ovunque con rovesci e temporali.
Mercoledì al mattino molto nuvoloso, coperto, con piogge possibili un po' su tutta la regione, qualche temporale. In seguito asciutto e via via meno nuvoloso. Giovedì e venerdì ben soleggiato, cumuli nel pomeriggio, asciutto e più caldo. Tendenza sabato, sempre soleggiato ma con cumuli nelle ore più calde e possibilità di qualche rovescio. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Torniamo brevemente ad Avvenire, perché la Chiesa apre le porte ai migranti, ma le porte sono quelle delle case delle famiglie italiane che possono diventare, dice il direttore della Fondazione Migrantes, Monsignor Giancarlo Perego, risorsa e speranza per tanti piccoli minori non accompagnati sbarcati sulle nostre spiagge. È la proposta di cui parla con convinzione Monsignor Perego, dicendo che è fattibile, è sperimentata e potrebbe regalare un futuro a molti dei circa 10.000 migranti under 18 del bel paese. Uno degli aspetti sul quale si sta riflettendo nel mondo ecclesiale, anche nel mondo ecclesiale, spiega Monsignor Perego, è una forma di affido che chiama in causa i nostri nuclei familiari. La legge italiana prevede questa possibilità, soprattutto per i minori non accompagnati e richiedenti asilo, ma attualmente la strada è sottovalutata e sottoutilizzata. Eppure le famiglie pronte a intraprendere questo percorso, dice il direttore di Migrantes, potrebbero anche essere sostenute con una parte del contributo attualmente elargito ai centri d'accoglienza. Poi c'è quella sorta di valore aggiunto fondamentale per bambini e adolescenti. Gli ospiti, dice Monsignor Perego, troverebbero un ambiente, è il caso di dirlo, familiare, quindi più disponibile e adatto a tutelarli. Di esempi ce ne sono. L'associazione Accogli e Rete di Siracusa, per esempio, è nata per promuovere il ruolo di tutore legale per i minori stranieri non accompagnati. Ne ospita 60 senza ricevere nulla da nessuno, dice Monsignor Perego. E non è l'unica, visto che servizi sociali e tribunali per i minori si rivolgono già a soggetti di provata affidabilità. Includendo invece tutti i migranti e non solo i minori, la sola rete ecclesiale Caritas, Migrantes, istituti religiosi ha aperto le porte a 10.000 persone. In più, aggiunge Monsignor Perego, ci sono altre realtà che hanno messo a disposizione luoghi e strutture, come i seminari. Un esempio è quello di Fermo. 10.000 persone però sono un po' poche sulle 170.000 arrivate l'anno scorso e le decine di migliaia arrivate già in questi mesi. Comunque lasciamo Avvenire e andiamo a dare un'occhiata al Sole 24 Ore. Intanto nella sezione norme e tributi, attenzione a chi ha un terreno incolto, il fisco gli porterà via di più, fisco più pesante sui terreni incolti. Titola il Sole 24 Ore, in dichiarazione dei redditi devono essere aumentati anche i redditi dominicali, rincaro senza alcuna esclusione soggettiva, l'effetto del decreto competitività che ha eliminato le agevolazioni per i fondi non coltivati. I redditi agrari sono tassati dallo scorso anno. Per tutti i terreni non coltivati agricoli o edificabili, dal 2014 non è più possibile beneficiare della detassazione del reddito agrario. Il decreto competitività ha abrogato questa agevolazione. Non è più possibile neanche ridurre il reddito dominicale del 70% nel caso in cui il terreno non locato sia esente da IMU e quindi sia assoggettato a IRPEF e a addizionali. Questo aumento di tassazione è confermato dall'eliminazione del codice 1 relativo alla mancata coltivazione nella colonna 7 del quadro RA modello unico e del 730. Il codice è sparito anche nel modello precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, si gratta veramente il fondo del barile, al di là di tutti gli annunci di prima pagina.
Fisco più pesante sui terreni incolti. Il Sole 24 Ore poi si occupa però nella pagina principale di Milano, un'inchiesta sulla nuova Milano, motore della ripresa, ricerca, cultura, vecchia e nuova manifattura, il primato del real estate, cioè dell'immobiliare e della finanza, la sfida di guidare la ricostruzione italiana, produzione industriale che cresce dell'1,4%, nuove imprese aumentate del 2,1%, 8 università, 180.000 studenti. Tutti gli indicatori di Milano sono migliori rispetto al resto dell'Italia, scrive Luca Orlando. Col commento del direttore Roberto Napoletano, il taccuino milanese, se il paese ritrova la sua locomotiva, forza civile, cultura e manifattura. Abito a Milano in via Vincenzo Monti, scrive il direttore del Sole 24 Ore, a pochi passi da Corso Magenta, angolo via Carducci, le strade dell'inferno milanese di venerdì pomeriggio, dove uomini in nero armati di passamontagna, caschi, mazze, bottiglie di benzina, martelli, martelletti, frangivetri hanno messo a ferro e fuoco il cuore della città. Palazzi avvolti in una nuvola di fumo, semafori divelti, scritte, tante scritte, no Expo, smash capitalism, ovunque molotov e bombe carta lanciate contro la polizia, i muri del collegio della Università Cattolica presi a picconate, macchine incendiate, tante pietre contro le vetrine degli uffici delle poste e delle banche, gli agenti, le grida di battaglia, il rombo delle molotov, il suono dei vetri in frantumi in un grumo di strade alberate dove l'unico rumore di solito è quello dei tram. Domenica, ora di pranzo, passeggio per le strade del mio angolo milanese, racconta il direttore del Sole 24 Ore, e di quella guerra cieca, violenta e inammissibile non c'è più traccia. I volontari non si sono mai fermati, hanno ripulito i muri, cancellato gli obbrobri, i palazzi hanno ripreso i loro colori, le vetrine di nuovo a posto in meno di 48 ore. Mi fermo davanti alla filiale della Cariparma di via Carducci, sono esposte le foto di prima e dopo, su una locandina bianca si legge: gentili clienti, i nostri colleghi hanno lavorato tutto il weekend per ripristinare l'agenzia e garantire da lunedì l'operatività dei nostri servizi. Nel dispiacere per aver subito un così vile attacco, vi testimoniamo con orgoglio che il lavoro e la passione che mettiamo nel servirvi è più forte di qualsiasi vandalismo. La follia di pochi non fermerà la vita di una città e il diritto al lavoro di chi ci abita. Mi accorgo, scrive il direttore del 24 Ore, che intorno a me sono in parecchi, tutti si fermano, guardano, leggono. Sui volti è stampata la soddisfazione. Negli occhi, tra gli sguardi, ho colto per la prima volta, quasi fisicamente, i tratti della laboriosità milanese e l'orgoglio civile di una comunità. Poche ore dopo, in 20.000 al grido «Nessuno tocchi Milano», sfileranno per le strade della città con spugne e scope, una marea di tute colorate per lavare lo scempio di quelle nere, uomini, donne, tanti, tantissimi bambini. Questa Milano senza se e senza ma, scrive il direttore del quotidiano di Confindustria, Roberto Napoletano, saprà guidare la rinascita del paese, ne sono certo. Traggo a ragion veduta dagli sguardi che ho incrociato e dalle tante mani che ho visto pulire i muri, la convinzione che forza civile, cultura, manifattura, nuova manifattura digitale sono tornate finalmente a incontrarsi a Milano. Questo vale prima dell'Expo, ma varrà ancora di più dopo, perché significa che il paese tornerà ad avere nella sua città metropolitana più internazionale la locomotiva di una ripresa da costruire a denti stretti, ma possibile, vera, senza slogan e semplicismi, con la spinta dei fatti e il segno concreto di un fermento civile prima ancora che economico. Il pezzo è stralungo e segue a pagina 2 il taccuino milanese di Roberto Napoletano. La trattoria italiana, il primato mondiale della barriera Ferrero, Milano che torna a essere la capitale del design e della manifattura, la sfida dell'Expo, il fermento buono, una città del mondo, eccetera, eccetera. L'immobiliare a Milano, calamita di capitali, è il titolo invece dell'articolo di Paola Dezza sugli investimenti esteri, e poi mostre e musei nelle ex fabbriche. L'altro tema in prima pagina sul 24 Ore naturalmente è la legge elettorale, con il commento di Roberto Dalimonte, che è considerato il padre dell'Italicum renziano, la strada lunga del maggioritario che funzionerà, commento contrario del politologo Gianfranco Pasquino. Quel premier debordante, la legge elettorale non funzionerà. Ci lasciamo infine dalle prime pagine di oggi con il Secolo XIX di Genova. Qui c'è una ripresa dell'inchiesta sulla Cassa di risparmio di Genova, la Carige.
Una nuova accusa all'ex numero 1, Giovanni Berneschi, l'ex presidente Carige, di maxi evasione. Dopo lo scandalo Carige, anche il fisco presenta il conto, tasse non pagate per quasi 30 milioni di euro. 3 dossier della Guardia di Finanza. Lui si difende con le controdeduzioni. Il capitale riportato in Italia, l'albergo comprato a Lugano, il tesoretto scoperto in Svizzera, i diversi filoni dell'inchiesta della finanza. A differenza delle inchieste penali, è l'imputato che deve dimostrare la sua innocenza. Infine, sempre dal quotidiano genovese, una baraccopoli di disperati invade il torrente Bisagno. Di notte il torrente diventa dimora per stranieri. L'accampamento sorge proprio dove l'argine ha ceduto durante le piogge d'autunno. Il municipio ha chiesto a Tursi e al comune di Genova di allontanare i rifugiati per sicurezza. Materassi, coperte, cartoni, un giaciglio, in mezzo rifiuti e vegetazione. È un accampamento vero e proprio che è spuntato sotto il ponte di Castelfidardo, alle spalle della stazione di Genova Brignole. Da mesi utilizzato come rifugio di notte, di giorno quasi sempre deserto, sorge nel letto del Bisagno sotto le volte della sponda destra, vicinissimo al punto in cui il torrente ha rotto gli argini durante l'ultima alluvione. Una situazione che preoccupa, scrive il quotidiano genovese. E adesso torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera, intanto col commento di Massimo Franco sulla questione della legge elettorale. La vittoria di Renzi sull'Italicum prescinde dal contenuto della riforma, scrive Massimo Franco. L'Italicum ufficializza però un successo controverso del Premier. Approvarlo senza l'appoggio dell'intera maggioranza di governo, con gli scranni dell'opposizione deserti, offre agli avversari un'arma per contestare la legittimità della nuova legge elettorale e crea un precedente nella storia parlamentare del quale la sinistra si è assunta la responsabilità. Si tratta di un vero spartiacque che segna il futuro della legislatura. Verosimilmente non sarà ritenuto incostituzionale. L'Italicum non è certo peggiore del Porcellum di cui prende il posto, ma porta con sé il trauma della frattura dentro il PD, di cui Renzi è segretario, e forse ne produrrà altri, e pone il problema di una ricostruzione degli equilibri e degli spazi dell'opposizione, oggi ridotta a un cumulo di macerie e di piccoli protagonismi che esaltano l'assenza di leadership, in primo luogo nel centrodestra, che del sistema è stato a lungo il baricentro. L'idea che alle prossime elezioni si vada a un ballottaggio tra PD renziano e Movimento 5 Stelle non è rassicurante, scrive Massimo Franco nel commento di prima pagina sul Corriere della Sera a proposito della legge elettorale. Il tramonto del berlusconismo lascia un vuoto che né la Lega estremista di Salvini né la sinistra in versione centrista sono in grado di riempire. Sembra che esista solo il PD, ma non può né deve durare, altrimenti vincerà non il bipolarismo ma l'astensionismo. Per paradosso, l'Italicum dovrebbe accelerare la ricomposizione di un'area che sembrava rassegnata ai tempi lunghi. È comprensibile il trionfalismo col quale Renzi elenca le doti della sua creatura, è uno strumento vincente, eppure bisogna prepararsi ad altri strappi di qui al passaggio della legge costituzionale che svuota il Senato. Dopo l'estate sarà il secondo spartiacque. In un futuro non lontano non si può escludere nemmeno che si arrivi a una disdetta dell'Italicum, cucito su misura per il vincitore di turno. Evoca il passaggio troppo brusco da una fase che favoriva le minoranze a una altrettanto discutibile di primato del governo. Tuttavia Renzi ha l'aria di chi sente di avere ragione a prescindere. Le sue sfide stanno avendo successo perché sono figlie dell'immobilismo precedente. Vero o falso, non importa, come tale è stato percepito. Può ringraziare il proprio partito, ridotto a una falange spaventata e obbediente, con una minoranza interna esacerbata fin quasi al suicidio politico. Onore a Renzi dunque, scrive Massimo Franco, per il coraggio e l'astuzia. Ha capito che per una fetta di opinione pubblica non conta cosa e come si cambia, ma il cambiamento in sé. Il voto europeo del 2014, con oltre il 40% dei voti a favore del partito del Presidente del Consiglio, 57% di chi ha votato, ma questo non importa più, è un surrogato abbagliante e potente di investitura popolare. Permette a Renzi di considerare l'Italicum come prodotto anche di quei consensi.
di un mandato indiretto ad andare avanti ad ogni costo con le riforme. Passa in secondo piano l'accusa di prepararsi una vera investitura alle condizioni più vantaggiose. Ma sarebbe ingiusto attribuire a Renzi non solo meriti ma anche demeriti che non ha. Quanto accade è la conseguenza degli errori altrui e di una crisi del sistema politico. Eccezionalmente una tantum abbiamo letto anche l'editoriale del Corriere della Sera. Il primo piano è tutto dedicato al via libera all'Italicum, le opposizioni fuori dall'aula, no da metà sinistra del PD. È legge l'Italicum, Forza Italia divisa sulla tattica, poi passa la linea di Renzi, la soddisfazione di Renzi che ringrazia i deputati del PD. State scrivendo una pagina di storia. Ma Bersani dice questo dissenso è un dato politico. La ministra Boschi replica: mi spiace, non rispetti neanche la tua ditta, dice la ministra Boschi. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, il picchetto di Brunetta e i forzisti sotto controllo, gli ultimi dubbi di Forza Italia sciolti tra i divani e la buvette, un pezzo del quale si può fare tranquillamente a meno, il racconto di come ha votato Forza Italia, la corsa in salita del nuovo partito di Berlusconi e poi ancora l'ala dura della minoranza del PD che adesso riparte dalla trincea del Senato, nessuna scissione in vista nel PD. Civati si smarca, non sostengo più il governo. E Benigni in aula onora Dante e punge il premier. Poi c'è l'intervista al signor Enzo Lattuca, 27 anni, eletto deputato nel 2013, il più giovane parlamentare della storia repubblicana. Forzatura sbagliata, perciò mi sono opposto, cerchiamoci un leader, ma era giusto votare la fiducia, dice il giovane deputato del PD, intervistato dal Corriere della Sera, non si sa bene perché. Come si voterà? Quali sono i contenuti della legge elettorale? A pagina 8 del Corriere della Sera. Sistema elettorale a doppio turno, vigente dopo la promulgazione del Capo dello Stato, ma sarà efficace solo a partire dal 1 luglio 2016, clausola di salvaguardia, data entro la quale presumibilmente sarà stato celebrato anche il referendum confermativo della riforma costituzionale, quella che modifica il Senato. In vista dell'abolizione del Senato elettivo, l'Italicum vale infatti soltanto per la Camera dei Deputati. Se i tempi della riforma non sono rispettati, magari perché si va a elezioni anticipate prima del 2018, la nuova legge elettorale potrà essere utilizzata solo per la Camera, mentre il Senato verrà votato col consultellum proporzionale, cioè con la legge elettorale il porcellum uscito, così come uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale. Se invece si va alle urne anticipate con la riforma costituzionale approvata, il Senato elettivo sparisce. All'elettore verrà data una scheda sola per la Camera dei Deputati. Come funziona il premio di maggioranza, per esempio? Il premio di maggioranza consente di avere il 55% dei seggi, 340 seggi su 630 come il porcellum. Il premio va al partito più votato, non più alla coalizione. Però per conquistarlo il partito dovrà superare la soglia del 40% al primo turno, anche se ottiene il 39,9% e vincere al secondo turno, oppure vincere al secondo turno. In basso la soglia di accesso per i piccoli partiti è fissata al 3%. Mentre se un partito non stravince al primo turno con almeno il 40% dei voti, dopo 15 giorni si va al ballottaggio tra le prime due liste. Come per l'elezione dei sindaci, non è fissata soglia minima di partecipazione, vietati gli apparentamenti dell'ultimo minuto. Il vecchio porcellum prevedeva lunghe liste con nomi bloccati. L'Italicum contempla mini liste con 100 capilista bloccati, cioè scelti di nuovo dai vertici dei partiti, e sicuramente eletti, e la possibilità per l'elettore di esprimere una o due preferenze, la seconda per un candidato di sesso diverso rispetto alla prima, se no sarà annullata. Infine, per evitare o quantomeno contenere l'effetto flipper, cioè che l'eletto di un piccolo partito può scattare a caso a Cuneo come ad Enna, è stato stabilito che uno stesso candidato può posizionarsi come capolista anche in 10 collegi, poi spetterà a lui optare a piacimento, è una delle cose contestate. 100 i collegi in cui è diviso il territorio nazionale, in ciascuno i capilista di ogni formazione sono bloccati, cioè scelti dal vertice del partito. Gli altri, per le liste che eleggono più di un deputato, sono scelti con le preferenze.
60% la quota massima di candidati capilista dello stesso sesso per ciascuna formazione nelle circoscrizioni, che sono l'insieme di più collegi. Nelle liste i candidati sono in ordine alternato per genere, uomo-donna. 3% la soglia di sbarramento in basso. Così il Corriere sintetizza la legge elettorale. Segue un lungo pezzo di Pierluigi Battista sulla questione delle leggi elettorali, tra scorporo e sistema australiano, le svolte discusse delle leggi elettorali. Da ogni norma un cambiamento, soltanto l'instabilità ha resistito, scrive Battista. Cambiando argomento invece, sulla questione delle pensioni da rimborsare, il rimborso sarà solo fino al 50%, un decreto legge per evitare ricorsi, sta studiando il governo, la restituzione tra 1.433 e 3.800 euro. Subito un decreto legge per evitare i ricorsi e nello stesso provvedimento o subito dopo la definizione di 3 scaglioni per stabilire quanto ridare e a chi. Poi più avanti, con la finanziaria, la legge di stabilità, l'arrivo della famosa flessibilità in uscita, cioè la possibilità di andare in pensione prima, accontentandosi però di un assegno più basso. Si sta definendo in queste ore la strada che il governo vuole imboccare per risolvere il problema aperto dalla sentenza della Corte Costituzionale, cioè la bocciatura della legge di Mario Monti, il Salva Italia, che bloccava la rivalutazione delle pensioni per gli assegni sopra i 1.433 euro, 3 volte il minimo INPS. Alle pagine 12 e 13 del Corriere della Sera, invece, c'è l'attentato fallito alle vignette anti-Islam negli Stati Uniti, 2 giovani all'assalto di un centro dove si organizzava il concorso chiamato Disegna il Profeta, feriscono una guardia uccisi dalla polizia. L'attacco annunciato su Twitter e rivendicato dallo Stato islamico. Il retroscena è firmato da Guido Olimpio. Elton, il jihadista fai da te, che ha beffato l'FBI via web, da anni nella lista nera dei sospetti, in contatto con gli hacker del califfato islamico. Senza esperienza, ma hanno difeso l'onore di Maometto, twitta un militante islamico. E sempre dal Corriere della Sera, 2 intellettuali francesi si scontrano in questi giorni sulla questione di blasfemia, Charlie Hebdo e libertà di espressione. Il solo fatto che queste questioni siano oggetto di dibattito e controversia indica quanto siamo lontani dallo spirito dell'11 gennaio, quando milioni di francesi scesero in piazza con i manifesti Je suis Charlie, in solidarietà con le vittime degli attentati. Chi è Charlie? Si interroga in un saggio il sociologo Emmanuel Todd. Ho vissuto l'11 gennaio come un lampo totalitario. Tutti parlavano di libertà. Per la prima volta in vita ho avuto paura di esprimermi. Secondo Todd, quei 4 milioni di francesi in piazza sono stati una perdita di sangue freddo, una truffa. È stata la difesa del diritto a calpestare Maometto, personaggio centrale di un gruppo debole e discriminato, cioè gli islamici. In questo clima, l'elogio della blasfemia, invece, di Caroline Fourest sottolinea che molti adesso incolpano i disegnatori perché se la sono cercata, una tesi che, ricorda, aveva la minigonna, quella degli stupratori di un tempo, e chi evoca le diseguaglianze sociali in Francia come giustificazione dimentica che i grandi terroristi islamici sono istruiti e benestanti, scrive Stefano Montefiori, dando conto di questo duello in Francia sulla questione di Charlie Hebdo. Ci sono poi 2 pagine ancora sul Corriere della Sera dedicate alla riforma della scuola, i professori contro la riforma, meno potere ai presidi, deleghe al governo, queste modifiche il governo starebbe studiando, le aperture alle critiche. Il disegno di legge comunque va approvato entro giugno, dice il governo. Poi c'è la questione della distribuzione dei migranti, 80 posti in ogni provincia è il piano del Ministero dell'Interno e garantire subito 8.500 posti letto. L'ipotesi di requisire edifici inutilizzati. Intanto è stata convocata una nuova riunione tra i vertici del Ministero dell'Interno e i rappresentanti di presidenti di regione e sindaci. L'incontro è fissato per giovedì. Si tornerà a chiedere la disponibilità di chi finora ha cercato di tirarsi indietro. Lombardia, Veneto e Piemonte rimangono le regioni dove più forte è la volontà di non accettare le richieste del Viminale. E sempre dal Corriere della Sera va segnalato a pagina 23 l'articolo di Fiorenza Sarzanini sulla questione del deputato del PD Marco Di Stefano, la cui vicenda era salita alle cronache qualche mese fa. Ora l'inchiesta che lo coinvolge sulla truffa all'Empam
ha stabilito, secondo i PM, che Di Stefano, il deputato del PD, favorì i suoi amici. Un avviso di chiusura indagini con l'accusa al parlamentare del Partito Democratico di aver truccato la gara della Regione. La gara bandita nel 2010 da Regione Lazio per affittare 2 palazzi dei costruttori Antonio e Daniele Pulcini sarebbe stata truccata. A gestire le procedure illecite sarebbe stato Marco Di Stefano, il parlamentare del PD all'epoca dell'assessore al demanio, per favorire i suoi amici e ottenere una stecca da 1.800.000 euro. Così la Procura di Roma ha chiuso la prima parte dell'indagine sulla gestione degli immobili poi venduti all'ENPAM, l'ente di previdenza dei medici, e ha accusato il politico del PD di truffa aggravata, turbata libertà degli incanti, falso e abuso d'ufficio. Resta in piedi la contestazione di corruzione, ma le verifiche non sono terminate, è necessario ottenere risposta da rogatorie all'estero. Infine, sempre dal Corriere della Sera, andando a dare un'occhiata ancora alla pagina delle cronache, c'è la lunga intervista di Elisabetta Soglio a Giuseppe Sala, il commissario all'Expo di Milano, che canta vittoria sui numeri. I contenuti invece sono da migliorare, dice Sala. Abbiamo venduto 11 milioni di biglietti e con Renzi ci sentiamo per SMS. Si fida di me, dice il numero 1 dell'Expo milanese. Nella pagina dei commenti del Corriere segnalo invece l'articolo di Massimo Fracaro e Nicola Saldutti sulla tentazione sbagliata della patrimoniale per risanare il debito pubblico. Illusorio immaginare che con una tassa sulla ricchezza le altre imposte possano calare. Luigi Einaudi avversò chi voleva penalizzare il risparmio, perché così si sarebbe creata una doppia imposizione, prima sul reddito e poi sui suoi frutti, scrivono Fracaro e Saldutti, con i quali lasciamo il Corriere della Sera, andiamo credo in pubblicità e poi torniamo brevemente alla cronaca milanese. Amate la musica classica? Allora vi aspettiamo sabato a partire dalle ore 17. Oretta Pierotti Cei conduce L'angolo della musica classica, ogni sabato alle 17 su Radio Padania Libera. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam. Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, la manifestazione della Lega ieri a Milano, fate fare a me il ministro dell'Interno, ha detto Salvini, e poi vediamo se c'è ordine in giro. In uno stato serio quel corteo non partiva, se hai le spranghe ti scarico nel naviglio. Secondo Salvini, Pisapia non può permettersi di prendere in giro i milanesi con un colpo di spugnetta. Il centrodestra però si è presentato diviso, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Se la Lega si riunisce di fronte al municipio in Piazza Scala, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Nuovo Centrodestra sono nelle strade al cuore dei disordini di venerdì tra Corso Magenta e Via Carducci. Salvini, finita la manifestazione leghista, si presenta alla fiaccolata degli altri partiti, ma la manifestazione nasce e procede separata. Mentre torniamo brevemente sulla questione delle tangenti per la Pedemontana, in termine tecnico è un ordine di esibizione. In sostanza la Procura ha puntato un faro su uno degli appalti più discussi e succosi, 1.700 milioni, per la costruzione della Pedemontana lombarda. L'ipotesi è che ci siano pagate dietro le mazzette. Ieri mattina la mossa dei PM filippini Pellicano e Polizzi
si è concretizzata con una pattuglia di militari del nucleo Polizia Tributaria che si è presentata nella sede di Pedemontana ad Assago. Nello stringato documento si spiega lo scopo della perquisizione: scoprire lo stato di realizzazione dei lavori aggiudicati alla società Strabag, ma anche riscontrare la reale operatività dei cantieri. L'ipotesi d'accusa di corruzione è contro ignoti al momento. Gli investigatori hanno però già ascoltato l'amministratore delegato di Pedemontana Marzio Agnoloni, il presidente Salvatore Lombardo e il responsabile dell'ufficio legale di quello tecnico. Nel mirino la gara per il lotto 2, che dovrebbe connettere Varese e Como fino al valico di Gaggiolo. 75 chilometri. Gara vinta nel luglio 2011 da un pool di imprese guidate dall'austriaca Strabag, affiancata da grandi lavori Fincosit, Adanti e l'onnipresente Maltauro, già invischiata nei lavori dell'Expo. Mentre, sempre rimanendo alle cose di primo piano, torniamo brevissimamente a Repubblica, che a pagina 3 intervista Roberto Dalimonte, l'inventore sostanzialmente dell'Italicum per Renzi. Questa riforma funziona, ma va abolito il Senato, dice Dalimonte, che è anche commentatore del 24 Ore. Accanto al simbolo del partito si troverà chi sarà eletto per primo, come nei collegi del Mattarellum. È andata, dice Dalimonte, docente anche alla LUIS, l'Università della Confindustria, ispiratore della riforma dell'Italicum. Circa il fatto che ha votato una maggioranza priva di molti suoi esponenti con le opposizioni fuori dall'aula, non è un problema, dice il professor Dalimonte. Sa quanto aveva preso la legge Mattarella nell'ultima votazione alla Camera? 287 voti. Il Porcellum 323. Poi bisogna tener conto che al Senato lo stesso testo è stato votato da Forza Italia, che oggi è contro. Lo strappo della fiducia: i governi, quando considerano una materia prioritaria, sono legittimati a mettere la fiducia. È un atto di chiarezza. Sempre su Repubblica, pagina 6, c'è l'articolo di Goffredo De Marchis sulla minoranza del PD che prepara il contrattacco. Il Senato sarà un Vietnam, promettono i dissidenti, che escludono però la scissione. Soltanto Civati pensa a un gruppo autonomo. L'idea è quella di appoggiare un referendum per abolire il nuovo testo di legge elettorale, l'Italicum. Intervista di Repubblica a Rosy Bindi: non promuoverò il referendum, sono chiari anche tra di loro come intenti evidentemente, anche se questa riforma ammazza il bipolarismo. La modifica del Senato adesso rischia uno stop, prevede Rosy Bindi. È una vittoria di Pirro, la nuova legge nasce coi vizi del Porcellum. Non farò scissioni, meglio aprire un confronto dentro il partito su scuola, lavoro e welfare. Mentre per spese pazze in Emilia-Romagna ha chiesto il processo per 16 anche per l'emergente renziano Matteo Richetti, ora deputato del PD. Tra le somme contestate, scrive Repubblica, anche acquisti nei sexy shop. Altra intervista, altra questione, la riforma della scuola, le interviste al sottosegretario Davide Faraone. Incomprensibile, scioperare contro 100.000 assunzioni. Da settembre chiuderemo per sempre ogni tipo di accesso alla cattedra che non sia legato al famoso merito, dice il sottosegretario Faraone. Una pagina dedica poi Repubblica al candidato in Campania per il Partito Democratico con il candidato presidente De Luca, che nel caso fosse eletto dovrebbe probabilmente sottostare alla legge Severino, quindi essere dichiarato ineleggibile. Si vedrà. Il candidato di De Luca ha detto che i gay fanno schifo. La frase shock dell'ex capogruppo della destra, Aveta, che ora è sceso in campo con il centro-sinistra, col PD di De Luca. Sono libero di dirlo che i gay fanno schifo, ha ribadito Aveta. Imbarazzo nel Partito Democratico, secondo Gianni Cooperlo, è preoccupante ritrovare un fan di Mussolini schierato con noi. Non credo che i nostri iscritti siano preoccupati dell'Italicum, ma piuttosto del fatto che una persona che si fa le foto ricordo sulla tomba di Mussolini sia candidato col PD. A parlare in questi termini è Gianni Cooperlo, che riapre davanti a Renzi la ferita del voto in Campania e delle scelte del candidato presidente, l'ex sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Continua a far discutere anche il passaggio last minute di De Mita a sinistra. E intanto ce n'è un'altra di candidata con De Luca, la signora Rosalba Santoro Turco,
la quale era cosentiniana, cioè vicina a Nicola Cosentino, in carcere anche per rapporti con i casalesi di Camorra. Ora corre con De Luca anche lei. Insomma, da quello che i gay fanno schifo alla cosentiniana col marito in carcere, anzi indagato per mafia, mio marito è indagato per mafia, dice la candidata del PD, la neocandidata del PD. Ma chiarirà tutto, assicura la signora Santoro Turco. Ho votato alle primarie del centro-sinistra, adesso è candidata con De Luca. Mentre il professore dermatologo e garante della privacy Antonello Soro ha detto che Berlusconi è stato oggetto di intercettazioni devastanti, soprattutto perché sono state pubblicate. È gelo del Partito Democratico su Soro, l'ex capogruppo del Partito Democratico alla Camera, da 3 anni garante della privacy, il quale ha detto che le intercettazioni del caso Daddario Berlusconi non avevano alcun interesse, no alla vita intima sui giornali. Sempre da Repubblica poi c'è da segnalare nella pagina degli esteri un articolo del New Yorker tradotto di Adam Gopnik sulla questione della libertà di espressione a Charlie Hebdo. Difendere la risata, anche se è offensiva, solo così scrivere ci rende liberi. Il Pen Club, il premio a Charlie Hebdo, è un omaggio a chi sta dalla parte di una società aperta. I vignettisti uccisi erano contro le ipocrisie di qualsiasi religione. Ecco perché il premio è giusto. Mentre sempre da Repubblica c'è l'articolo dedicato ai fatti di Milano. La mascherina era per lo smog, dicono i no Expo arrestati difendendosi, ma il giudice li tiene in carcere. Convalidato il fermo di 5 accusati di aver partecipato a violenze. Il ministro Alfano dice: auspico il massimo della pena per punire quei farabutti incappucciati. E la destra in piazza fa flop, scrive Repubblica, a Milano. Lo stadio invece fischia il sindaco Pisapia, lo stadio Meazza. Cresce il pressing su Pisapia per farlo ricandidare, scrive ancora Repubblica, che poi si occupa nelle pagine di cronaca del Presidente della Repubblica che ce l'ha con Alfio Caruso, giornalista che ha scritto un libro dove racconta del papà di Mattarella, accostandolo a nomi della mafia, il che non è piaciuto al Presidente della Repubblica. Mattarella contro un libro, mio padre diffamato, adesso risarcitemi, dice il capo dello Stato, amico di Don Calogero Vizzini e del bandito Giuliano, mandante della strage di Portella della Ginestra, sostenuto da Frank Coppola, fino al bacio con Joe Bonanno sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. Indignato davanti a questo ritratto di un uomo politico più che compromesso, strettamente collegato alla mafia, legato agli interessi economici dei ceti privilegiati e sostenitore del sicilianismo più ostinato, come scrive Alfio Caruso nel libro, indignato davanti a questo ritratto, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intende andare fino in fondo nella difesa dell'onorabilità di suo padre Bernardo, uno dei nomi più noti della democrazia cristiana in Sicilia nel dopoguerra. La causa civile intentata alla casa editrice Longanesi e al giornalista Alfio Caruso per i contenuti del libro Da cosa nasce cosa è al suo snodo finale. Il capo dello Stato e i nipoti Bernardo e Maria, che ritengono diffamata la memoria del loro padre Piersanti, ucciso dalla mafia nell'80, hanno chiesto un risarcimento danni di 250.000 euro per quelle che vengono definite numerose e gravi affermazioni prive di fondamento. Ieri, per conto del giornalista Caruso, l'avvocato Fabio Repici ha reiterato la richiesta di citare in aula, come testimone, proprio il capo dello Stato, per chiedergli se la moglie di suo padre, Maria Buccellato, avesse legami familiari con gli esponenti della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, Antonino e Nicola Buccellato. Un marchiano errore di persona, ha detto invece il legale di Mattarella, che ha depositato lo stato di famiglia, da cui si evince che l'Antonino Buccellato, nonno del presidente, è nato nel 1879, 30 anni prima dell'omologo esponente mafioso. Sulla richiesta di citare in aula Sergio Mattarella, il giudice si è riservato di decidere, nell'attesa che nei prossimi giorni ci sia un incontro chiesto dalla Longanesi per arrivare a una transazione. Sempre poi da Repubblica chiudiamo con la pagina economica, pensioni per ridurre la spesa, rimborsi rateizzati solo a chi sta sotto i 2.300 euro.
per andare incontro alla sentenza della Corte, e l'Unione Europea che dice ora coprite i buchi dopo la sentenza della Corte sulle pensioni. Sempre da Repubblica, poi la Ferrero che si dice pronta a fare acquisti, il nuovo numero 1 della Ferrero, esclude la vendita a qualsiasi prezzo. Da 2 mesi il gruppo di Alba è il terzo produttore di cioccolato al mondo. La Ferrero non esclude nuove acquisizioni. Siamo al terzo posto fra i produttori di cioccolato al mondo e intendiamo continuare a crescere, dice Giovanni Ferrero, che ha parlato all'Expo in occasione della presentazione del programma Kinder più Sport, dedicato ai ragazzi delle scuole con la ministra Giannini. E adesso torniamo brevemente al primo piano anche della Stampa di Torino. In primo piano la legge elettorale, ma anche l'articolo a pagina 2 sulla prossima frontiera di Renzi, disinnescare la Corte Costituzionale. Renzi teme che la Corte Costituzionale diventi una terza Camera. A Palazzo Chigi cominciano a valutare l'elezione di ben 3 giudici su 15 della Corte Costituzionale fra 2 mesi. Bisognerà sostituire 2 giudici di destra e 1 di sinistra. Davanti allo sciopero generale della scuola, previsto per oggi, il Premier ha poi iniziato una ritirata tattica. Solo nelle prossime ore calibrerà dove concedere e dove tenere il punto. Infine, oltre al metodo di elezione del futuro Senato, tra le prerogative del futuro Senato c'è anche, su richiesta di parte dei senatori, la possibilità di investire la Corte Costituzionale di un esame retroattivo delle leggi elettorali. Ora quindi Renzi deve disinnescare la mina della Corte Costituzionale, prevista dalla Costituzione, ma non importa. Per quanto concerne invece il riassunto della legge elettorale, sulla Stampa lo trovate a pagina 5. Senza l'abolizione del Senato, l'Italicum resta una legge a metà. Se si torna al voto prima della riforma costituzionale del Senato, avremo 2 sistemi diversi: i dubbi dei costituzionalisti sulle pluricandidature, lo sbarramento, il secondo turno, i 100 collegi, la soglia del 3%, i capilista bloccati, il ballottaggio eventuale, eccetera. Pagina 7 della Stampa invece c'è il riassunto dell'altra riforma, quella della scuola. Super presidi, scuole private, cosa dice la legge? Più poteri ai presidi, più autonomia scolastica, formazioni, assunzioni e detrazioni per chi iscrive i figli alle scuole paritarie. La buona scuola non piace a sindacati e docenti. Riuscirà il governo ad arrivare a un compromesso? A partire dalla questione del preside sceriffo, scrive la Stampa, che si occupa poi, a pagina 13, di Charlie Hebdo, con un'intervista al disegnatore medico anche e cronista di Charlie Hebdo, Patrick Pelloux. Noi di Charlie Hebdo ora ci sentiamo soli. Di nuovo sangue per le vignette di Maometto, stavolta negli Stati Uniti, in Texas. È la prova, dice Patrick Pelloux, che fu uno dei primi a soccorrere i suoi colleghi e amici sul luogo della strage lo scorso 7 gennaio a Parigi. È la prova che questa nuova forma di terrorismo, emanazione di integralisti islamico-fascisti, si sta generalizzando a livello mondiale e nessuno ne è più al riparo, dice Pelloux. Quegli spari negli Stati Uniti indicano comunque che siamo in una guerra di religione. Pochi giorni fa, sempre negli Stati Uniti, 6 scrittori hanno deciso di boicottare il premio, il Penn Club, che vi è stato assegnato dal Penn Center. Che ne pensa? Chiede la Stampa. La concezione della caricatura come l'abbiamo in Francia, risponde Pelloux, non fa parte della cultura degli americani. Non hanno lo stesso approccio laico. Perfino Obama chiude certi suoi discorsi dicendo Dio benedica l'America. Non capiscono che l'Islam va trattato anche per la satira allo stesso modo delle altre religioni. In Francia però salgono le polemiche. Fra pochi giorni uscirà il libro di Emmanuel Todd, Chi è Charlie?, molto critico nei confronti di Charlie Hebdo. Lo leggerà? Ho ascoltato alla radio una sua intervista, risponde Pelloux, e ho deciso che non lo leggerò. Ci accusa addirittura di islamofobia, la mette sul piano delle classi sociali, come se facendo caricature su Maometto andassimo contro le classi povere, dove i musulmani sono più presenti. È assurdo. Nella redazione di Charlie Hebdo avete difficoltà a ritrovare una vita normale? Chiede ancora Leonardo Martinelli per la Stampa. E risponde uno dei disegnatori, Pelloux. Abbiamo vissuto qualcosa di molto duro che alla fine ha portato a una violenza interna. Uno dei problemi è rappresentato dai soldi. Non ne abbiamo mai avuti e ora invece ci sono milioni di euro a disposizione. In sostanza non sappiamo che farne.
I nostri azionisti ritengono che quel denaro appartenga a loro. Molti tra di noi, invece, pensano che l'utilizzo dei soldi debba essere deciso in maniera democratica. Non so come questa storia andrà a finire. Sono molto preoccupato. E qui si va dai nobili principi e dalle libertà di espressione a questioni che un po', insomma, lasciano sconcertati. A pagina 14, invece, della Stampa c'è l'articolo di Alberto Simoni da Londra sulla scozzese che sfida Londra, vale a dire Nicola Sturgeon, leader dell'SNP, lo Scottish National Party. Odio la Thatcher, viva l'Unione Europea. È la sintesi del pensiero della leader dello Scottish National Party, che sarà decisivo. Il partito laburista di Miliband pensa all'alleanza con gli scozzesi senza dirlo. Giovedì il Regno Unito va al voto, né laburisti né conservatori avranno probabilmente la maggioranza. 44 anni è l'età di Nicola Sturgeon, che guida lo Scottish National Party dallo scorso autunno. 59 seggi, quelli in palio in Scozia. Sturgeon punta a conquistarli tutti. E sempre dalla Stampa di oggi, ferie dei magistrati, vi ricordate la questione? Ognuno fa come vuole. Il Ministero di Giustizia ha fatto scendere le ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, ma il numero varia a seconda delle scelte dei tribunali, scrive Grazia Longo sulla Stampa. Infine, sempre dalla Stampa, la banda larga, Cassa Depositi e Prestiti e Telecom Italia cercano il patto del Nazareno, non lo chiama il quotidiano torinese. Oggi incontro a porte chiuse del PD con società di telecomunicazioni e regolatori authorities. Un nuovo patto del Nazareno per la banda larga. Questa mattina, nella sede del PD, sono stati invitati per un incontro a porte chiuse promosso da alcuni fedelissimi di Renzi, tutti, ma proprio tutti, i protagonisti delle trattative in corso per dotare l'Italia di una rete veloce di telecomunicazioni. Tra di loro anche quelli che hanno incrociato le lame più spesso, da una parte la Cassa Depositi e Prestiti con la sua controllata Metroweb, dall'altra Telecom Italia. Nella sede del PD si troveranno i vertici delle principali società di telecomunicazioni, l'amministratore di Telecom Patuano, quello di Fastweb Calcagno, il presidente di Vodafone Guindani, nonché il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Franco Bassanini, il presidente dell'Autorità delle Comunicazioni Cardani, quello dell'Antitrust Pitruzzella. A far gli onori di casa lo stesso Renzi. È previsto un suo saluto iniziale. Lasciamo la Stampa e torniamo invece al Fatto Quotidiano. Oltre alla questione della legge elettorale c'è in primo piano anche l'articolo di Fabrizio D'Esposito sulla carica dei casalesi per Renzi, la candidatura di Enrico Maria Natale in Campania per De Luca. Il papà Mario fu arrestato 2 volte per camorra, poi c'è il tipo che dice odio i gay, anzi no, mi fanno schifo, e poi c'è l'altra tipa che ha invece il marito indagato sempre per mafia. Insomma, è un bel quadretto quello che esce dall'insieme delle candidature in Campania. Mentre a pagina 6 del Fatto Quotidiano, Renzi ieri è andato in borsa, nella sede della Borsa Valori, ha detto basta alla finanza di relazione, il capitalismo di relazione dei soliti noti. Ma i suoi soliti noti sono nei consigli di amministrazione, scrive Camilla Conti. Un'omelia del Presidente del Consiglio davanti al Gotha dell'economia e della finanza in borsa a Milano. Renzi ha criticato gli inciucci tra politica, affari e giornali, però i fedelissimi di Renzi siedono nelle aziende di Stato. Il sistema di relazioni in cui giornali, banche, fondazioni e partiti politici hanno pensato di andare avanti tutti insieme discutendo tra loro è morto, ha detto Renzi. Se non muore quel sistema, muore l'Italia. Siccome noi all'Italia vogliamo bene, diciamo che la politica è fuori dal sistema, ma i suoi sono nei consigli di amministrazione, da Marco Carraia, ad Alberto Bianchi, a Fabrizio Landi, a tanti altri. E sempre dal Fatto Quotidiano di oggi, a pagina 11, i 100 giorni tristi di Tsipras tra Bruxelles e referendum, il Sirtaki dell'euro nel pezzo di Cosimo Caridi da Atene, una guerra a tappe, il premier greco nella tenaglia tra diktat per il credito e erosione dei consensi, messo da parte il falco Varoufakis, solo 7 giorni per il compromesso. Tornando invece a Libero, c'è da segnalare intanto a pagina 2 l'articolo di Francesco De Dominicis che inizia in prima pagina, come farsi restituire i soldi trattenuti dall'INPS.
rimborsi non automatici. Prima va presentata un'istanza all'ente previdenziale che facilmente la rigetterà, così non resta che fare causa, a meno che ci sia un decreto, ma il governo dovrebbe intervenire adesso sulla questione. Mentre a pagina 3 abbiamo l'articolo di Giuliano Zulin sulla giornata della previdenza lanciata dal professor Brambilla. Gli effetti della sentenza della Corte sulle pensioni, quali sono? L'errore fu compiuto dalla Fornero, come quello sugli esodati, è il classico errore da professori di chi ha in tasca la verità e di chi non ha voluto ascoltare le voci che le dicevano che era una manovra sbagliata, dice Alberto Brambilla. E non finisce qui, perché a settembre andrà al vaglio della Corte Costituzionale il ricorso contro il contributo di solidarietà deciso dal governo Letta. Brambilla si era dimesso dalla presidenza del nucleo di valutazione della spesa pensionistica perché, fra le altre cose, avevamo avvertito il ministro di non fare questa scelta di bloccare l'indicizzazione solo a una parte di pensionati. La cosa non sarebbe passata. Ma la ministra Fornero ci ha messo solo nelle condizioni di presentare le dimissioni. Adesso, per rimediare al buco nei conti pubblici, non basterà il solito decreto. Brambilla lancia una proposta che presenterà presto al ministro Poletti. Attualmente siamo in un sistema previdenziale a ripartizione, dice Brambilla, cioè se le entrate contributive non sono sufficienti, la spesa pensionistica è coperta con la fiscalità generale. Nel 2013 l'INPS ha evidenziato un buco di 25 miliardi, nel 2014 peggio. Occorre mettere in sicurezza il sistema pensionistico e per farlo devo incentivare l'occupazione aumentando i lavoratori attivi. Funziona una leva fiscale, un abbassamento del costo del lavoro che in Italia è molto alto, dice Brambilla. Ma questo vantaggio fiscale deve essere permanente e non sporadico. Per avere le risorse, due strade: o una deindicizzazione di tutte le pensioni o un contributo di solidarietà su tutte le pensioni. Gli incentivi all'occupazione potrebbero essere mirati a due fasce, gli under 29 e gli over 50. Pagina 4 invece del quotidiano Libero, la questione della scuola, tra assunzioni e autopromozioni. La scuola si boccia da sola, il pezzo è di Davide Giacalone. Oggi gli insegnanti scioperano contro la riforma troppo meritocratica del governo, che però vuole aumentare dipendenti e spese e lasciare che le scuole si valutino da sé. Questi punti critici della riforma Renzi, secondo Giacalone. Tra l'altro l'assunzione di 100.000 persone, come ha ribadito il sottosegretario all'istruzione Faraone. Sempre da Libero, poi a pagina 6, le spese pazze in Emilia, Richetti e altri 15 del PD rischiano il processo, nei guai anche il deputato super renziano Matteo Richetti, mentre Matteo Mion si occupa di una notizia che viene dal Trevigiano: i genitori difendono la salute del figlio e allora sono razzisti. A Ponzano Veneto, Treviso, una famiglia ha ritirato il figlio dall'asilo parrocchiale perché confina con la palestra dove sono ospitati i cosiddetti profughi. Altri genitori minacciano la stessa decisione perché l'aria era malsana, temevano che i fanciulli potessero contrarre malattie. Una scelta dettata da quell'istinto di conservazione che induce ciascun essere vivente a proteggere i propri figli. Per evitare grane, i profughi sono stati spostati in altro sito. Una banale storia di convivenza più o meno forzata ha scatenato un putiferio dopo l'omelia del parroco Donaldo Danieli. Ho sentito dire che l'aria non è buona perché ci sono i profughi. Sono chiaro, ha detto il prete, la peste peggiore è quella del razzismo. Il Gazzettino ha riportato l'esito di un sondaggio. Il 40% dei votanti riteneva giusta la scelta della famiglia di ritirare il bambino. Il 60% era contrario. Ma il vero razzismo è quello rivolto contro questa famiglia che si impegna a fare il meglio per il proprio figlio, scrive Mion su Libero. Sempre poi da Libero, a pagina 11, così hanno ammanettato gli agenti, è l'accusa del sindacato autonomo di polizia, il SAP, che ha peraltro presentato un disegno di legge alternativo che è stato presentato a tutti i parlamentari. Installazione di telecamere sulle divise e nelle celle di sicurezza, una tutela per i poliziotti da false denunce e accuse, una garanzia per i cittadini, dice il SAP, il sindacato autonomo di polizia, arresto obbligatorio e differito per il reato di danneggiamento e per quello di travisamento nelle manifestazioni, funzionale alla possibilità di attivare il giudizio direttissimo.
I rappresentanti degli agenti auspicano un giro di vite sull'ordine pubblico. E infine, sempre dal quotidiano Libero, a pagina 17, l'articolo di Caterina Maniaci su un modello di imprenditore esaltato da Papa Francesco, il santo imprenditore che conquista il Papa dei poveri. Bergoglio sostiene la causa di beatificazione di Enrique Shaw, industriale argentino devoto ai valori cattolici. Era ricco, ha detto il Papa, ma usava bene il denaro. A proposito di denaro, Renzi tiene a battesimo la Bad Bank dopo la riforma delle banche popolari. Il premier è andato in piazza Affari per ufficializzare la nascita della banca cattiva, la Bad Bank, dove collocare le sofferenze delle banche italiane. Punta il dito sui fondi pensione, critica i salotti finanziari e le troppe tasse, scrive Ugo Bertone, ma col suo governo la pressione fiscale è salita. Mentre torniamo brevissimamente anche al giornale, a pagina 4 è da segnalare l'articolo di Fabrizio Raboni sulle pensioni, l'alto là dell'Unione Europea al governo. L'Europa vuole sapere cosa succederà ai nostri conti pubblici con lo sblocco dell'adeguamento delle pensioni, post sentenza della Corte Costituzionale. Paolo Guzzanti invece, a proposito di scuola, scrive oggi in prima pagina sul giornale della scuola negli Stati Uniti. Così gli Stati Uniti hanno rifondato un sistema scolastico di qualità. Le lezioni americane pubbliche adesso funzionano. Con la crisi economica il ceto medio ha chiesto e ottenuto un'istruzione pubblica ai livelli di quella a pagamento. La competizione ha innalzato gli standard. Una rivoluzione sociale, scrive Guzzanti. Oggi sono gli istituti di una zona a determinare il valore degli immobili. Sono le scuole presenti in una zona a far crescere anche il valore degli immobili. Dal giornale infine ci congediamo e anche dalla rassegna stampa con un paio ancora di segnalazioni. I soldati del califfo che terrorizzano gli Stati Uniti, pezzo di Fausto Biloslavo, sono partiti in 180 dagli Stati Uniti per combattere in Siria e Iraq e tra loro anche laureati. Poi c'è una notizia invece schiettamente favorevole alla tradizione gastronomica padana, il burro fa 50 anni da grasso, ma ora si prende la rivincita. La demonizzazione dell'ingrediente partì dagli Stati Uniti nel 61. Oggi i nutrizionisti lo rivalutano a meno calorie dell'olio. Falsi miti dell'alimentazione a proposito di Expo. Vi segnalo infine, per gli appassionati di musica jazz, l'articolo di Franco Fayens, forse uno dei più grandi giornalisti esperti di jazz, su Keith Jarrett, forse uno dei più grandi pianisti di jazz. Genio e follia. Ecco come è nato il mito di Keith Jarrett, doppio CD, splendido libro fotografico per festeggiare i 70 anni del musicista che esplose proprio in Italia. Con ciò ci salutiamo, buona mattina a tutti.